Buongiorno, siamo qui a Sia Maggiore con il sindaco Davide Dessì in occasione della 30ª edizione della Festa del Carciofo. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Partiamo subito con l'intervista. Quali sono le principali novità di questa 30ª edizione rispetto poi, quali sono le novità rispetto agli anni precedenti? Allora, sicuramente non ci sono stati stravolgimenti, però la novità che mi preme raccontare è quella del coinvolgimento degli altri paesi che, come noi in Sardegna, organizzano la festa del carciofo. Quindi Uri, provincia di Sassari, Villa Sor e Masainas. La Colleresia Massi è impegnata come noi in questo weekend, però da quest'anno l'idea sarebbe quella di creare una sinergia, una rete tra questi 5 comuni perché il carciofo poi venga valorizzato nel modo migliore attraverso queste manifestazioni che si fanno carico della promozione di questo ortaggio. Ecco, ieri mattina c'è stato un convegno piuttosto importante che si è concentrato sulla evoluzione, sul completamento della filiera del carciofo spinoso sardo. Quali sono le sfide principali che i produttori locali stanno affrontando, e quali soluzioni si prevede di trovare, insomma, per procedere in tal senso? Sì, allora più che sfide parlerei di difficoltà perché si è discusso parecchio delle difficoltà che hanno oggi le aziende agricole. Le difficoltà sono quelle legate al reperimento di risorse sia di natura economica, quindi bandi regionali, ministeriali, europei, e soprattutto risorse umane, perché c'è una carenza molto evidente di giovani che oggi hanno idea di entrare nel mondo dell'agricoltura. Queste due carenze sono accompagnate da una difficoltà della formazione, ovvero non c'è stata un'evoluzione, non si è arrivati e non si è rimasti al passo coi tempi sull'agricoltura. Si praticano ancora delle colture come 30 anni fa, si riscontrano poi oggettive difficoltà nel momento in cui il prodotto deve essere commercializzato. Quindi una mancanza di formazioni, mancanza di informatica, mancanza di tecnologie sul campo e fuori. Ecco, quindi si parla infatti quindi di valorizzazione delle produzioni locali, quindi parliamo, insomma, il Sia Maggiore è una località, un paese che è vocata all'agricoltura, al settore primario, e in particolare quindi si parla, oltre che di carciofo spinoso, anche di cereali, vite, olivo, ci sono altre produzioni locali? Sì, bisogna essere anche un pelo sinceri da questo punto di vista. Sia Maggiore è sempre stata una comunità a vocazione agricola e pastorale, però dal punto di vista agricolo si sono persi un po' di numeri. Diciamo che l'economia del paese sta andando anche verso altre direzioni, però la coltura principale comunque rimane quella del carciofo. Sì, ci sono cereali, ci sono ortaggi, ma il carciofo resta l'elemento principe dei nostri campi. Quindi attraverso questa 30ª edizione della Festa del Carciofo mirate anche all'ottenimento di risultati sociali, anche economici e anche culturali, immagino. Quindi avete notato dei miglioramenti, delle evoluzioni grazie anche a questo genere di manifestazioni? Assolutamente sì, il carciofo diciamo che per noi è un'apripista per realizzare questa manifestazione che negli anni si è evoluta. Oggi, essendo appunto la principale manifestazione, vede coinvolte tutte le associazioni del paese che sono ad oggi 4 e li vede impegnati attivamente sul campo, nel senso che organizzano diverse manifestazioni, show cooking, abbiamo dei laboratori per bambini, quindi anche più piccoli hanno modo di cominciare a capire come funziona. Abbiamo dei professionisti della cucina che sono venuti qui a cucinare e a far degustare il nostro prodotto, e soprattutto i 2 giorni sono pieni di manifestazioni musicali, nel senso che oggi avremo una giornata interamente dedicata al folk, ieri abbiamo avuto uno spettacolo più improntato ai giovani, quindi un DJ e della musica pop rock. Perfetto, se vogliamo citare qualcuno, c'è stato il Cooking Lab di Roberta Bastamangiare. Assolutamente, Che ha sì. avuto un certo successo. Roberta ha avuto un grande successo, ecco. E probabilmente l'anno prossimo dovremmo ampliare questi numeri perché È piaciuta? è ben riuscita, Bene. non ce l'aspettavamo, ma ha riempito subito la piazza. Per parlare poi di uno chef assolutamente conosciuto nel territorio e non solo, stiamo parlando appunto dello chef Corona,
e questo evidenzia e sottolinea l'importanza della cucina nella valorizzazione del territorio, quindi c'è stata anche questa collaborazione fattiva. È tra il terzo voi. anno, è il terzo anno Ecco. che Renzo collabora con noi. Io devo dire la verità, il primo anno era molto titubante. Ho insistito parecchio perché venisse, ma perché eravamo sicuri, e lo sta dimostrando anno dopo anno, che sarebbe stato un valore aggiunto alla manifestazione, avrebbe dato quell'importanza, il suo nome accompagnato alla cucina del carciofo, che avrebbe attirato numerosi visitatori. Attirati anche dall'esposizione degli stand produttivi, praticamente anche in questo caso a chilometro zero, anche in questo caso filiera controllata. Assolutamente, sì, devo dire che rispetto già allo scorso anno e 2 anni fa, quest'anno abbiamo un numero maggiore di espositori che sono venuti anche da altri paesi. E oltre al carciofo, commerciano anche altri prodotti. Ho visto delle arance, degli asparagi, comunque, sì, è tutto a chilometro zero. Benissimo. Allora, guardando al futuro, quali sono, le sue aspirazioni come sindaco per lo sviluppo di Sia Maggiore, e il rafforzamento della sua identità legata al carciofo spinoso sardo? In parte mi ha già risposto, però insomma. Dobbiamo continuare su questa linea, e dobbiamo coinvolgere più istituzioni possibili, sia in un momento del convegno, ma anche al di fuori, circondandoci poi di professionisti che danno valore a questa manifestazione. Cercheremo di richiamare ogni anno sempre più visitatori e cercheremo di dare alla nostra festa del carciofo un pubblico più Ancora più eterogeneo, sì, proprio. assolutamente. C'è da dire che già quest'anno abbiamo ottenuto un grande risultato con la pubblicità su Rai 1. È andata in onda. Abbiamo visto, Ok, sì, è ce lo andata in racconti? onda. È stata, sì, infatti, come siete riusciti ad arrivare ai canali nazionali? È andata così, vi dico la verità, è arrivata una nota al nostro protocollo. Ci hanno chiesto effettivamente se fossimo interessati a una selezione, a partecipare a una selezione per andare in onda su È quasi mezzogiorno, il programma di Rai 1 di Antonella Clerici. Chiaramente abbiamo accettato la sfida e ci sono state 3-4 settimane di interlocuzione in cui noi fornivamo dei materiali. Ci tengo a precisare che tutto il materiale video fotografico è stato concesso dal nostro compaesano e professionista Andrea Marongiu. Io ho accompagnato il tutto con le dichiarazioni, col comunicato stampa, con le ricette, gli ho raccontato un po' quella che era la nostra manifestazione, però per noi, poi abbiamo avuto notizie 2 giorni prima che saremmo andati in onda, quindi un motivo di grande orgoglio, perché è una piccola comunità che va in diretta su Rai 1, e devo dire anche con un gran servizio, perché 3 minuti e mezzo dedicati a Sia Maggiore, insomma, per noi è È un bel risultato, è un punto di partenza. Diciamo così. possiamo dire che è un punto di Vabbè, partenza. ringraziamo il sindaco De Sia, allora al prossimo anno. Al prossimo anno, vi aspetto qui. Grazie. Grazie. Buongiorno, siamo qui con il noto ristoratore Fiore All'Occhiello del territorio, lo chef Renzo Corona. Grazie. Da quanto tempo va avanti questa collaborazione in occasione della festa del carciofo? Da 4 anni. Per noi partecipiamo, che ci sono state delle pressioni giustamente da parte del comune, siamo qua, siamo maggiore, è giusto dare un bel esempio anche agli altri, però vedo che grazie a Dio abbiamo triplicato gli stand, triplicato il tutto, quindi C'è una buona risposta. ogni anno sempre meglio questa manifestazione. Quindi una soddisfazione anche per voi? Sì, non ce l'aspettavamo, sicuramente stiamo lavorando molto bene e poi è bello tutto, è bello tutto. Certo, avete una bella brigata di cucina. Tutta la mia brigata di cucina, di sala, siamo logicamente in una condizione un po' spartana, ma è bellissimo. Che tipo di menù avete scelto di presentare? Tutto chi comanda è il carciofo. Abbiamo fatto carciofi crudi, olio e limone con la targa, per rispettare anche il territorio goristano. Certo. Poi abbiamo fatto la fregola con i carciofi, poi abbiamo fatto il calamari fritti e le patate fritte per i bambini, un po' per i grandi, Certo. per chi magari non vuole mangiare solo la bottata. Poi per la sera però abbiamo fatto anche le cose, pizze, panini particolari, ci manca un altro primo che è l'insalata di polpo con calamari, sempre con i carciofi. Insomma, avete cercato di valorizzare i prodotti locali, i prodotti della filiera. Poi qui dobbiamo valorizzare il carciofo più qualche altra cosa,
per accontentare tutti. Perfetto, quindi aspettate i visitatori. Adesso via iniziamo, Brasil- la giornata è bella, la musica è pronta, siamo qui a lavorare. a Benissimo. divertirci. Noi ringraziamo lo chef e allora al prossimo anno, chef. Grazie, certo, grazie a voi. Tante grazie Grazie a voi. di nuovo. Grazie.